Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo a mascherina, oggi parleremo della sindrome di Giuda. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico. In più voglio ricordare ai miei amici che mi seguono su questo canale che ogni sera alle 21 su Telegram, nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, Hildegarda tiene un piccolo muro, una piccola meditazione per costruire un muro di cinta eterico per l'Italia per questo momento particolare. Quindi siete tutti invitati per chi vuole partecipare. Bene, iniziamo a parlare di questa sindrome di Giuda, che però, per essere precisi, non è proprio il nome giusto, Giuda, e vi spiego perché. Per il semplice fatto che in quei tempi, allora, prima di tutto bisogna dire una cosa, che la Bibbia, come la conosciamo noi, è divisa in due tronconi. Il Vecchio Testamento, che diciamo col Pentateuco è stato scritto più o meno 6.000 anni fa, e poi il Nuovo Testamento, che più o meno è stato scritto 400-500 anni dopo l'anno zero. Si è partiti con Costantino e via, si è incominciato a scrivere qualcosa. Costantino, diciamo che era un imperatore del ormai impero romano in decadenza, e sappiamo, come vi ho già detto in altre pillole, che l'impero romano era sotto il dominio di Saturnio, infatti Roma si chiamava Saturnia una volta, e quindi di conseguenza si sono riciclati e hanno cominciato a nascondersi dietro questa chiesa di Stato, e quindi a chi hanno dato la colpa? Hanno dato la colpa a quello che ha tradito il Cristo, gli ha dato un nome, è Giuda. Ma perché hanno scelto questo nome? Perché nella realtà, più o meno nell'anno zero, in quel periodo lì, quindi 2000 anni fa, queste 13 tribù ce n'erano due, una di Giuda e una dei Samardi, poi tradotto nei vari Vangeli con Samaritani, cioè la novella di Gesù quando dice praticamente che bisognava amare anche il proprio nemico, anche i Samaritani. E perché questo? Perché in quel periodo lì, nell'anno zero, tira e molla, c'era una guerra intensa fra questi giudei e questi Samaritani o Sarmadi. Perché questo? Perché i Sarmati in quel momento lì storico facevano sacrifici umani e praticamente uccidevano i bambini ai loro dei, ai loro geni, no? I giudei chiaramente non erano di quell'avviso, perché molto probabilmente avevano anche delle radici cabalistiche, e quindi di conseguenza c'era una guerra. Cosa è successo qui? Quindi è successo che hanno vinto i giudei, i Sarmadi sono quasi stati sterminati, ma sono scappati verso gli Urali, e da lì sono nati i famosi Sarmadi o Khazari, che praticamente stanno guidando il mondo. Allora, quando hanno cominciato a scrivere questo benedetto Nuovo Testamento, chiaramente la colpa del traditore doveva saltare a un giudeo, e l'hanno chiamato Giuda. Ma cos'è sta sindrome del Giuda? Allora, ogni persona, ogni gruppo ha una locomotiva e dei vagoni, e di solito tutti quelli che hanno tradito il proprio maestro, il proprio guru, il proprio vagone, sono stati i migliori studenti, i migliori, come si dice, i più fedeli, in altre parole quelli che gli stavano attorno. Ad esempio a Gesù gli hanno dato questo soggetto che l'hanno chiamato Giuda. Sai Baba, ve l'ho già spiegato, che gli hanno tentato con un comando di 6 persone di farlo saltare in aria. Molto probabilmente sarà anche saltato in aria, poi sarà tornato indietro e li avrà sistemati. Gautamana, il Buddha, lo stesso, è stato praticamente accoltellato dal suo migliore discepolo. Allora, il problema è anche questo, che la storia finisce sempre che, come si dice, la locomotiva, il maestro muore, e il Giuda o il Sai Baba muore, ma nella realtà avete visto che poi il Cristo è tornato indietro, il Sai Baba non è morto, e finisce sempre nella padella chi uccide il maestro, il migliore discepolo. Quindi non è sempre detto
che il miglior discepolo che uccide il Giuda di turno poi faccia sempre una buona fine. È questo che la gente non ha messo a fuoco, questo è importante capire. Con l'evoluzione che abbiamo avuto in questo periodo, noi stiamo vivendo un'era un po' d'oro in cui c'è tantissima informazione. Una massaia o un tipo che vuole imparare qualcosa senza uscire di casa trova tantissimi gruppi che spiegano tantissime cose sui social. Oggigiorno i social hanno preso una parte importantissima della nostra vita. Voi potete ascoltare praticamente qualsiasi persona stando tranquillamente attaccati al cellulare, e questa è una cosa positiva, ma è anche una cosa un attimino, un pochettino, che ha dei limiti. Perché? Perché molte persone a un certo punto seguono, come tutti, fanno un po' una Macedonia, vanno da un gruppo a un altro, poi quelle cose che pensano che sia più vicino alla loro attitudine, purtroppo li ammalia. Quindi quando uno entra per disgrazia in un gruppo in cui la locomotiva è un'anima giovane, chiaramente farà cose da anime giovani e sarà più lucido, più brillante, più ammagliante. Perché? Perché chiaramente le anime giovani hanno una certa tendenza ad andare verso una direzione, verso le cose molto più semplici. Quando invece uno entra in un gruppo o segue una locomotiva un po' più antica, diciamo, per me essere ancora elegante, è chiaro che le cose si fanno in salita. E allora quando arrivano questi anime giovani pieni di entusiasmo, poi a un certo punto si rendono conto che bisogna sputare sangue e sudore. Come diceva la Warner Bros. Nei suoi cartoni animati, sputa e spazza. E allora chiaramente le cose si fanno difficili, e di solito queste persone poi, dopo aver seguito entusiasticamente per alcuni tempi, poi cominciano a vedere che dall'altra parte ci sono le paroline fantasiose, ci sono gli oggetti che fanno i miracoli, tipo palle di metallo e cose del genere. E allora chiaramente al posto di seguire insegnamenti magari di 6-7 mila anni, si cerca di, come si suol dire, saltare sulla barca col proprio sentire, le proprie vibrazioni, e andare verso, come si dice, il sentiero più semplice. Personalmente ho aperto parecchi gruppi mistici e puntualmente arrivavano queste anime giovani che hanno il loro percorso da fare e sono capibilissimi. È sempre successo, succede e succederà sempre. Chiunque apre un gruppo o dà degli insegnamenti gratuiti, praticamente avrà sempre questo riscontro. Ci sarà sempre delle locomotive che aiutano e ci saranno sempre dei vagoni che deragliano. Il problema di base è che, come diceva il grande paladino, che adesso non è più su questo pianeta, che molti non lo sanno, ma finito questo percorso su questi binari, alla fine, quando andranno in buca, dall'altra parte ci sarà il basso astrale, e il basso astrale non ha pietà di nessuno. Lo diceva circa 3-4 anni fa in una bellissima pillola, e saranno in mano a maghi neri. Tantissime persone che voi con cui voi anche condividete i social, li ritroverete nel basso astrale. Purtroppo la sindrome di Giuda, messa giù nel Vangelo, diciamo così, è corretta. Cioè, quello che stanno cercando di spiegare come si dice, la religione di Stato è corretta. Infatti Giuda, dopo aver tradito il Cristo, si è pentito, però era troppo tardi, si è ucciso e poi è sceso in quello che Dante, e lo ripeto, Dante ha chiamato inferno. Bene, cari amici, il vostro marietto è finito qui, quindi vi consiglio di stare lontano dalla sindrome di Giuda, e chiunque e qualsiasi gruppo che voi scegliete, come diceva Osho, seguitelo fino alla fine. Non fate salti in banca e roba del genere col vostro sentire, perché va a finire che alla fine l'unico premio che avete è il basso astrale. Cari amici, il vostro Marietto vi saluta e vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.